Sono attesi 3.000 ricoveri negli ospedali della regione, 900.000 veneti finiranno a letto con l'influenza A. È la stima fornita ieri dal nuovo direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Padova, Gianpietro Rupolo, che ha specificato come un 10% dei ricoveri saranno bambini, di cui però solo 20 indicativamente potrebbero essere i casi gravi. Intanto oggi sono in arrivo in Veneto 88.000 dosi di siero del nuovo vaccino per il virus H1N1, proprio quando è atteso il picco dell'influenza A, tra il 10 novembre e il 20 dicembre, mentre il secondo arriverà a febbraio. Ma andiamo a scoprire cos'è realmente il virus H1N1 da chi l'ha scoperto e analizzato e che può spendere una parola in più anche rispetto al vaccino creato appositamente. Questo è un virus nuovo, quindi quando un virus nuovo emerge dal serbatoio animale, nessuno scienziato può dire, nessun ricercatore può dire come si comporterà. Questo virus nella stragrandissima maggioranza dei casi dà una forma clinica lieve nelle persone, in alcuni casi però ha un decorso preoccupante e in alcuni casi mortale, in particolare nei bambini e nei giovani adulti, e questa è una peculiarità di questo virus che all'inizio dell'epidemia era impossibile prevedere. E quello che le posso dire però è che questo è un virus che nei sistemi di laboratorio cresce male e quindi per poter fare un vaccino bisogna avere una semenza virale che cresca bene, che abbia un certo titolo, perché altrimenti io rischio che produca un vaccino che però c'ha talmente poco virus dentro che non funziona. Nel frattempo la Regione Veneto sta valutando la possibilità di anticipare le vacanze scolastiche natalizie proprio a causa della pandemia. Sulla base delle decisioni di Palazzo Balbi toccherà ai presidi decidere se chiudere o meno la propria scuola, anche se saranno quelle in cui il virus non si è ancora manifestato le prime invitate a chiudere i battenti. Intanto è stata anticipata a livello nazionale la vaccinazione per le persone a rischio. È in corso in questi giorni la vaccinazione per il personale sanitario, mentre da lunedì toccherà alle donne in gravidanza. Lei si vaccinerà? Io, qualora ci fosse vaccino disponibile per me e per la mia famiglia, io ho una bimba di 5 anni, li vaccino di corsa.